un vero centro di radio mica sventurato ma aperto, a parto. Poi ho portato una vola che si mangia, che a vera anche a montagna, anche gli impiadieri in montagna, ma non è mica un documento, è una vola meravigliosa, una leggenda, una vola di lui, che si può dire, ma qui è a vola di una cosa che esiste e a vola di un brucio. In tempo di una volta in Corsica c'erano assai uomini. Che facevano gli uomini? Si chiamano come questi uomini qui? I pastori. I pastori. E i pastori hanno? Montoni. I montoni. Di che colore sono i montoni? Ci sono neri e poi questo? Di che colore questo? Bianco. Bianco. Un montone. Un montone. Un montone. Un montone. Montone. Un montone. Ma t'hanno paura? Di chi t'hanno paura? Perché chi c'è qui? Una grotta. A grotta. A grotta. A grotta. A grotta. A grota. E in da grotta chi c'è? Tavolo. Un tavolo. Un bel tavolo. E chi c'è in un tavolo nero? Chi c'è un tavolo nero? Chi c'è? Un mago e a maga. Un mago. È solo un mago? No, a maga. Figlioletto un mago. Avete visto un mago qui? C'è la maga. E Edda. La figlia. E Edda? La femmina è un mago. 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 O mago. A maga. E che faccia a maga in quei occhi? Che può fare? Può cambiare i cittadini, figlioletti, in chi? Chi c'è qui? Un ragno. Malmignati. Allora che facciano i pastori? Danno latte. Assai latte, che un mago gli piace un latte. Una notte, in dubuglio, si avvicina un mago e viene a rubarsi chi? Ulati. E una notte viene e si piglia tutto latte e anche un zero. E l'indomani si vede in da terra umida che si vede? Stampati. I zampati. Bravo. Si vede i zampati. Allora, che si passa dopo? Perché fa tutto sto zero, tutto sto latte? Perché? Oh! Chi sono qui? I cittadini. I cittadini di chi? Un mago. I violi. I violi. I violi. Qui c'è la femmina e qui? Un mago. Un maschio. E allora chi mangiano? Un formaggio. Un frumaio fresco, ulidiero. Oh! bianco. E bianco. E bianco. Allora, i mammi sono scontenti, dicono come? I mogli dei pastori dicono come? Si mangiano qualcosa che noi non abbiamo mica. Ma chi può essere? Chi è? Oh, mi dà sapere, mi dà trovare un segreto di sto formaggio così leggero che noi non abbiamo mica. Allora chi faccio? E poi? Hanno trovato, dicono, lei mi dà un scarpone, tamantone. Un scarpone. 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 Un scarpone.
o scarpone. Parfa o scarpone pigliano i peli di uccignali. Hanno preso tutti i peli, i viretti, che sono appiccati. E che hanno fatto anche questo, figlioletto, hanno fatto o scarpone, tutto il mondo subito. Anche i peli di uccignali hanno fatto o scarpone. E poi sono cudati. Pianamente bene, in da montagna, in corso, pianamente bene, soccudati in da montagna. Qual è che accompagna i pastori qui? A luna. A luna. A luna. A luna. A luna. A luna. E quando i giorni hanno chi fanno, figlioletti? Che facciano? Gli mettono in due lo scarpo tamantone. Cosa rocher. Davanti. Che qui c'è un mago che dorme in dentro. E si piantano i pastori, Si piantano da reti i petri maiò. Che faccio un mago l'andomani? Che faccio un mago? Che faccio un mago quando vede lo scarpo? Lo metto e brucia sotto il pelo. E che c'è in lo scarpo? Che c'è? A pece. A pece. Come è a pece? È calda o fredda? Calda. Calda. Bravo. E i pastori legano. Ancora? I cordi. Ancora i vuni. E dopo, ecco che faccio? Supplicheggio. Lasciatemi andare. Lasciatemi andare. Che io vi posso dare un segreto di chi? Un brocio. Un segreto di un brocio. Un brocio. Un brocio. Un brocio. Un brocio. Un brocio. O brocio. Che sto frumaio così leggero e magico. E che tu si può mangiare con zucchero. Anche il brocio si può mangiare. I frittati, si può fare frittati, si può mangiare i cannelloni, si può fare il viadone, si ne può fare buone cose a mangiare.